E waiu, ciao, benvenuti e bentornati sul canale Super Allan. Siamo qui oggi con un nuovo video e oggi ragazzi di nuovo a Milano, ma come starete leggendo dal titolo e vedendo dalla miniatura, oggi proverò il miglior panino d'Europa del 2026. Esattamente signori, siamo qui al Porco Brado, che è stato premiato più volte come miglior panino d'Europa nel 2017, 2022 e stavolta anche nel 2026, quindi si è confermato. Io non vedo l'ora, sono veramente molto in hype. Ovviamente voglio, per questi e altri video food lasciate un bel mi piace, iscrivetevi al canale perché come state vedendo vi sto portando molti video nell'ultimo periodo, e soprattutto lasciate un commento scrivendomi altri posti dove andare a provare e quindi farvi una recensione. Ma detto questo, entriamo subito a Porco Brado. Ragazzi, oggi siamo fortunati perché abbiamo anche incontrato e quindi conosco per la prima volta il titolare di Porco Brado. Ciao, io sono Lino, molto piacere. Piacere mio. Allora, per contestualizzare il tipo di panino, che panino è? Allora, il panino è un panino che noi vorremmo che diventasse da tradizione toscana. Sostanzialmente è un pane artigianale di farina di grano verna e farine pregiate e macinate a pietra, ovviamente lievitazione naturale, quindi un pane artigianale. Noi puntiamo sulla carne, quindi noi abbiamo la nostra azienda agricola che è a Cortona. La farcia sostanzialmente ne utilizziamo solo in questo momento spalla, pancia e parte del prosciutto dei nostri maiali allevati allo Stato Brado. Sono tutti maiali neri, quindi razze pregiate, e stiamo cercando appunto di portare quello che è la nostra filosofia, ossia di un maiale allevato allo Stato Brado, un animale che vive bene, vive sano. Non l'abbiamo ancora comunicato, ma l'azienda agricola ha vinto un ulteriore premio proprio per la sostenibilità e la gestione dell'animale, e questo è un premio a livello europeo, quindi saremo i primi in Italia, forse in Europa, ad avere una certificazione tale. Allora, il tema di adesso che tutti parlano di questa famosa tracciabilità. Tracciabilità è fondamentale perché se hai un controllo ATS devi avere la tua fatturina, le cose, però è anche bello sapere realmente come viene prodotto realmente la carne che stai mangiando. Scendendo un po' più nel dettaglio, dici un po' quali sono i must. Giustamente io qua sto per mangiare, devo provare. Allora, esattamente sì. Allora, questo è il nostro nuovo menù. Allora, sostanzialmente come vedi qua, sono tutte versioni del panino. Il panino, la base è sempre pane e spalla di maiale. Abbiamo il più venduto, è quello con la cipolla caramellata. Un altro molto venduto in questo momento è il barbecue whisky, però vedi abbiamo un sacco di versioni. C'è chi piace l'avocado, abbiamo il guacamole, tartuffe e porcini, tartuffe e pomodori secchi, sono versioni che vanno molto. Il tartuffe e pomodori secchi è la versione con cui abbiamo vinto nel 2017 con il panino europeo, ed è un pesto di tartuffe e pomodori secchi in questo caso. Il di lusso è con scaglie di parmigiano e perle di aceto rosé, anche quello è molto particolare. Poi abbiamo inserito carbonara, cacio e pepe, la versione chic ha pure le perle di tartufo, e poi abbiamo anche il supremo, che è quello che magari vi proporrò, che ha crema e perle all'interno, crema e perle incascata sopra e delle patatine. È venuta l'acquolina. Esatto, molto bene. Perfetto ragazzi, ci vediamo a brevissimo con l'assaggio e quindi la recensione. Raga, intanto vi faccio vedere, questa è la struttura nella quale abbiamo parlato finora, ossia la struttura dove si ordina in pratica. Ci sono due tavoli, però la struttura nella quale adesso ci accomodiamo è questa qui, è un po' più grande, ci sono ovviamente molte più sedute, molti più tavoli, e questa sarà la nostra postazione. Allora ragazzi, vi ho portato qui il carbonara supremo, quindi qui abbiamo crema carbonara, quelle che vedete sono perle di tartufo. Sostanzialmente qui dovrai metterti i guanti, sollevare il nostro maialino e mangiare. Questo è uno. Qui abbiamo le porche, sono delle nostre patatine con sopra della crema al pecorino e un po' della nostra carne sbriciolata. E qui abbiamo il classicone, invece un panino in purezza, proprio come viene presentato ai concorsi, quindi solo pane e carne. Ragazzi, buon appetito. Grazie. Ma io quasi non faccio un macillo, faccio carette, cosa non è? Infatti, no, ma io penso che tu non abbia nemmeno capito come fare. Esatto. Allora, la prima cosa che dobbiamo fare è metterci il guanto. Per? Lavi i piatti. Dici. Ma scusa, come faccio? Come faccio? Cioè, praticamente, allora, se io lo capovolgo, cade tutto, no? Eh sì. E quindi cosa devo fare? Aspetta, facciamo un attimo il panino dentro. Allora, il panino dentro si presenta in questo modo. Devo dire la verità, mi sta venendo molta fame, ma non per l'orario, ma perché sto guardando questi pezzettini di carne. Mamma mia, guaglio, che bontà. Si è sciolto proprio in bocca. Mamma mia, quando si scioglie in bocca per me, la paura. Ma mo' già fa questo cosa? Ah, ecco, mo' ho già capito. Allora, ecco qua, dovete alzare questo. Ah, vedi, ecco qua. Ah, vedi, è gocciola. Vedi, c'è così. Ah,
Che bello, bellissimo. Ah, perciò lo devi mangiare con i guanti. Eh sì, perché se no faccio una chiava. Allora, panna artigianale è un panino gourmet toscano, deve soltanto essere addentato in questo modo. Buonissimo, buono, buono, buono. La paura, buonissimo. Ma poi lo sento anche molto croccante. Sì, è crunchy, guardate qua, cioè mi fa venire proprio fame, ma poi voglio la carne dentro, ingrediente che loro, come avete sentito prima, ci tengono veramente tanto al trattamento, all'allevamento dell'animale e si vede è stato trattato proprio buono, è stato trattato che wonder ore. Mamma mia, clamoroso, voglio clamoroso. No, ma la carne fa la differenza, veramente fa la differenza, si fa fuoco, è clamoroso, buonissimo. Bello. Perle di tartufo, crema carbonara e poi c'è la carne porcobrato che sarebbe la spalla del maiale. Buonissima, si scioglie in bocca la carne. Clamoroso, veramente buona buona buona. Sincero, è uno dei panini più buoni che abbia mai assaggiato. Sta cosa io non la dico per meme, la dico veramente. Ma poi è pure zozzo come piace a È te. porco, è un panino porco. Come grandezza, secondo me ci siamo. Ti riempie abbastanza, anche perché comunque gli ingredienti all'interno sono belli corposi, sono belli porchi. Ti mettono queste patatine vicino che comunque servono, no? Un po' ad abbuffarti, tra virgolette. Però come vedete me ne sto mangiando veramente poco, cioè sto cercando di godermi appieno l'esperienza del panino, che è fenomenale. Cioè, considerate che se non mi fosse piaciuto, io non mi fornevo, io mi sto fornendo. Capito? Adesso posso mangiare anch'io. Ah, ok. Allora, cambio posizioni perché io mi finisco il mio e tu cominci il tuo. Eh sì, facciamo vedere un po' questo pane. Che guarda qua, mo, quello è il pane, poi il pane, capito? Non è un panino. È bello abbrustolito, cotto bene. Dentro c'è tutta una carne. Facciamolo vedere, facciamolo vedere. Diciamo che tu te lo sei fatto fare semplice anche per provare la bontà della carne al 100%. Mamma mia. Buono, eh? No, ma è la carne che fa la differenza. È buonissima, spaziale, si sente proprio che è buona. E ma si scioglie in bocca. Ma sai che mi dà l'impressione, tipo come se fosse una porchetta di ariccia. All'ennesima potenza. Molto più Cioè, buona. buona proprio all'ennesima potenza questa qua. Ma poi pure come l'hanno tagliata, capito? Da tagliuzzata. C'è una cura proprio del minimo particolare, del dettaglio, cura maniacale di tutto, a partire dal pane, proprio per come è fatto. Non è il solito panino che si acquista in una paninoteca. Quello che io ho mangiato è da 10. Ma l'hai mangiato tutto. È da 10, voglio veramente clamoroso. Nonostante degli ingredienti comunque particolari, cioè le perle di tartufo. Fammi assaggiare pure il tuo. No, è mio. Io ti porto sempre in parti più buone. E non volevo manco panini. No, ma sempre i panini, sempre i panini. Il miglior panino d'Europa da giunto da mangiare, ma. Pronto, mo. Signori, è arrivato il momento di assaggiare lo sbagliato. Eccolo qui, ve lo faccio vedere in tutta la sua bellezza. Innanzitutto, perché si chiama lo sbagliato? Perché invece di utilizzare le carni che hanno utilizzato per gli altri panini, in questo caso si utilizza la carne di Angus, comunque una carne allevata in allevamento brado in Toscana. Non fa parte del loro circolo, ma comunque è stata testata da loro. Sono anni e anni che collaborano anche con questo allevamento qui. Vi sarò spiegato che questo nella sua forma originale è fatto anche con la cipolla caramellata. A Roberta non piace la cipolla e quindi è stata tolta la cipolla. Allora, qui quello che risalta subito è la salsa barbecue. Si sente tanto. Chiaramente si vede e si sente che la carne è un'altra carne, ma non per qualità, che è proprio un altro tipo di carne, un altro tipo di taglio. Questo è Angus, come vi dicevo prima. C'è il cheddar. Ed è anche questo molto buono. Ma io sono rimasto per il tipo di pane. Come avete sentito prima dall'intro, è un tipo di pane fatto con una farina particolare che da come sentite serve a conferire maggiore croccantezza quando dà il morso. Ma io suggerire questi panini sono proprio buoni. Non devo dimostrare niente a nessuno. Hanno già dimostrato tutto quanto loro negli anni. Vincono premi con la pala. La cosa bella è che sono pienissimi questi panini. Ma sono buoni tutti e tre. Vabbè, chiaramente noi puntiamo sul maiale. Questa qua Sì, vabbè, si sente che è una carne diversa. è una versione un po' più edulcorata, cioè diciamo che l'esperienza è quella che deve essere più vicina, diciamo, a tipo un hamburger, una cosa per avvicinare, cercare un po' di accontentare tutti. Tutti quanti, sì, sì. Però la carne di maiale, quella là. Mi piace quella fame, insomma. Mamma mia, bella. Ma poi quel grasso. Infatti l'angus rimane un po' più magro, infatti gli diamo un po' più di salsa, un po' di cheddar, un po' di cipolla per renderlo un po' più corposo. Mo ci sta. Un morso sotto e sotto, signori.
un po' più dolciastro, questa carne qua, però non male, devo dire la verità, si sente che è di qualità, perciò secondo me sono tutti buoni. Poi ovviamente ognuno di noi ha dei gusti in particolare, che magari qualche condimento può piacere e qualche condimento no. Ragazzi, sono veramente soddisfatto di aver trovato questo posto, di averlo provato per voi e quindi di avervi condiviso questa esperienza. Ovviamente non vi dimenticate di scrivermi qui sotto nei commenti altri posti dove andare a provare. Non è che sto diventando critico culinario, ci mancherebbe, però mi piace, è una delle mie passioni, lo sapete, su YouTube porto le mie passioni: viaggi, esperienze, calcio, food. Raga, cosa importante che non avevo ancora affrontato è il prezzo. Allora, questo panino nello specifico costa 13 euro, che sarebbe lo sbagliato, mentre gli altri comunque in generale vanno dai 10 ai 13 euro. Allora, io secondo me ci sta, perché comunque bisogna considerare che siamo a Milano e il tenore di vita è un po' più alto. I prezzi più o meno sono questi, ma io credo che in ogni paninoteca si parla di questi prezzi qua. Il prodotto secondo me li vale tutti, la qualità è molto alta, come vedete ci stanno tantissimi certificati dietro, comunque gli allevamenti dei maiali ci tengono tanto, hanno vinto tantissimi premi, la qualità si paga, si è sempre detto così. Non vi ho detto ancora dove si trova Porcobrato, se non lo conoscete ancora, zona Isola, venitelo a provare perché è veramente tanta roba. Ragazzi, finisce qui questa esperienza culinaria molto buona, ve lo consigliamo veramente, diamo un voto alto, cerchiamo di fare una sorta di media, diciamo 9. Sì. Lasciate un bel mi piace, un bel commento, iscrivetevi al canale e noi come sempre ci vediamo in un prossimo video. Ciao!